Noi siamo una società che si occupa di trasferimento tecnologico e ricerca, siamo partecipati alla regione e siamo in una situazione di impasse legata al fatto che la società ha fatto una due diligence in cui ci sono dei problemi di natura di bilancio e contestualmente però moltissime commesse aperte e progetti di ricerca attivi in cui le rimaste 50 persone operative tengono molto anche per manifesta volontà e endorsement dati da molte imprese regionali. Abbiamo due tipi di attività, un'attività che si occupa di trasferimento tecnologico che è autosostenente, delle attività invece di implementazione della conoscenza che servono per il trasferimento tecnologico che ovviamente hanno dei costi. La somma di queste due cose non sono in positivo ed è importante capire strategicamente dove dobbiamo posizionarci. Noi come collaboratori, come operatori abbiamo delle idee molto chiare, è importante condividerle anche con i nostri soci. La strategia di trasferire tecnologia è una strategia che può essere anche premiale, è importante capire quanto vasta deve essere il nostro tipo di attività. Ad oggi la fotografia pregressa è tale per cui servono almeno 1 milione in fase iniziale e successivamente adattarci a un piano di rilancio che può essere assolutamente sostenibile.